Eder. Mech. Pallister. La verità sulla morte di Liliana Resinovic a quanto pare non deve soltanto emergere. Prima deve imparare a fare la fila. Deve prendere il numeretto, sedersi composta, evitare di disturbare e aspettare che il calendario giudiziario trovi un buco tra una proroga, un rinvio, una nuova comparazione e l'ennesimo accertamento che promette risposte. Ma nel frattempo consegna soprattutto un'altra data. L'ultima notizia è questa. Le indagini si allungano ancora, i risultati delle perizie sui reperti slittano a ottobre e il 26 giugno davanti alla Jeep Flavia Mangiante si dovrebbe conferire l'incarico per una nuova perizia sui sacchi neri. Il tutto mentre dall'altra parte il fratello Sergio Resinovic dice di non credere più nella giustizia e l'avvocato Nicodemo Gentile parla ormai di indagine trasformata in una parodia e in una farsa. A questo punto manca solo il biglietto d'ingresso, perché la scena ha già tutto: mistero, rinvii, reperti, GoPro, coltelli, fibre, sacchi, cordini e una pazienza familiare che, comprensibilmente, non è infinita. Liliana scompare da Trieste il 14 dicembre 2021. Viene ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Da quel momento il caso entra in un labirinto investigativo che, più che portare all'uscita, sembra specializzato nel costruire corridoi nuovi. Prima l'ipotesi del gesto volontario, poi il cambio di rotta verso l'omicidio, poi la riesumazione, poi le nuove perizie, poi i sequestri, poi i reperti da analizzare, poi i rinvii, poi altri rinvii. Una specie di viaggio nel tempo giudiziario, solo che invece di tornare indietro per correggere gli errori, si va avanti per scoprire che bisogna aspettare ancora. Il punto centrale dell'ultimo aggiornamento riguarda i fili trovati sulla giacca di Liliana e la comparazione con i filmati della GoPro di Sebastiano Visintin, ripreso il 14 dicembre 2021 durante il suo giro in bicicletta. Il nodo è la compatibilità con gli abiti che il marito indossava il giorno in cui Liliana è sparita. Tradotto, non si parla di una curiosità da salotto, ma di un possibile collegamento tra microtracce, vestiti, immagini e ricostruzione della mattina della scomparsa. Piccole fibre, piccoli fili, piccoli elementi. Ma nei casi seri spesso sono proprio le cose piccole a fare domande enormi. Le chiacchiere riempiono i talk show, i filamenti invece possono entrare in un fascicolo. La GoPro in questa storia ha sempre avuto un ruolo quasi teatrale. Doveva essere l'occhio tecnologico, l'oggetto che registra, custodisce, salva, certifica. In teoria la telecamera non ha emozioni, non sbaglia memoria, non cambia versione davanti a una domanda scomoda. In pratica, nel caso Resinovic, anche la tecnologia sembra essersi iscritta al corso avanzato di "vediamo, ma non troppo". I filmati del 14 dicembre sono diventati un elemento importante per ricostruire gli spostamenti di Visintin e ora vengono messi in relazione con i fili sulla giacca di Liliana. Quindi non più soltanto dove si vedeva lui, ma anche che cosa indossava lui e se quel che è stato trovato su di lei può parlare di un contatto. E qui il mistero smette di essere narrativa e diventa laboratorio. Poi ci sono gli altri reperti, e qui la lista è lunga abbastanza da sembrare l'inventario di un caso che ha aspettato troppo un po' prima di essere guardato con la fame giusta. Gli abiti di Liliana, gli oltre 700 coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin, il bracciale nero e celeste consegnato dal fratello Sergio, i sacchi neri nei quali fu trovato il corpo, i cordini, il taglio dei cordini, le scarpe, le fibre tessili, le formazioni pilifere, i materiali repertati. Tutto ciò che potrebbe aiutare a capire chi sia entrato in contatto con Liliana nelle ultime ore di vita. Non proprio dettagli decorativi, non proprio vedremo più avanti. Qui ogni oggetto potrebbe essere una frase lasciata a metà dalla scena del crimine. Solo che quella frase, da anni, qualcuno deve ancora riuscire a leggerla fino in fondo. Le perizie riguardano accertamenti genetici, dattiloscopici e merceologici, dunque DNA, impronte, materiali, fibre, compatibilità. Il collegio peritale è composto da Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi, incaricati l'8 luglio dello scorso anno. Gli esiti dovevano essere depositati l'8 giugno e discussi il 26 giugno. Invece no, nuova proroga di 90 giorni e deposito che scivola a ottobre. Il calendario ormai, nel caso Resinovic, non è più uno strumento di organizzazione. È un personaggio della vicenda, uno di quelli che entra in scena, sorride, sposta tutto più avanti e se ne va lasciando gli altri con la stessa domanda in mano.
E poi ci sono i sacchi neri. Perché mentre le analisi su abiti, coltelli, bracciale, fibre e altri reperti slittano, resta ancora da affidare anche la perizia sui sacchi neri in cui fu trovato il corpo di Liliana. I sacchi non sono un contorno lugubre della vicenda, sono un elemento centrale. Un corpo non finisce avvolto in sacchi neri per poesia, per caso o per una discutibile scelta scenografica. I sacchi possono parlare di manipolazione, trasporto, contatto, modalità di occultamento, eventuali impronte, tracce, fibre, segni. Eppure siamo nel 2026 e si deve ancora conferire l'incarico per quella perizia. Il corpo è stato trovato nel 2022. Se il tempo fosse una prova, sarebbe già stato sequestrato per abuso di lentezza. Dentro questa matassa c'è anche lo zirconio trovato sulle scarpe di Liliana. Non una parola buttata lì per fare scena scientifica. Lo zirconio è una sostanza abrasiva usata anche per affilare metalli, come i coltelli. E siccome Sebastiano Visintin svolgeva attività di arrotino, il dettaglio è diventato meritevole di approfondimento. La presenza di questo materiale sulle scarpe di Liliana ha portato a guardare anche alle lame sequestrate e al materiale trovato nello studio del marito. In casa di Visintin erano stati sequestrati oltre 700 coltelli e l'attività di affilatura è tornata sotto la lente della procura. Anche qui, attenzione, non basta trovare un materiale per trasformarlo automaticamente in una prova regina. Bisogna capire come ci sia arrivato, quando, da dove e con quale significato. Ma liquidarlo come dettaglio da niente sarebbe un esercizio di ginnastica mentale piuttosto acrobatica. Visintin ha dato una possibile spiegazione. Ha detto che usa lo zirconio per lavoro, che quando fa quei lavori può portarsi della polvere in casa e che non sa perché quella sostanza sia finita sulle scarpe di Liliana. L'ipotesi del trasferimento accidentale esiste e va considerata. Ma esiste anche l'altra domanda, quella meno comoda. Quel trasferimento può essere collegato a un contatto avvenuto in un momento decisivo? I periti devono proprio stabilire questo, separando la contaminazione innocente dal dato potenzialmente significativo. In altre parole, capire se quella polvere sia soltanto il souvenir involontario di un laboratorio o un granello lasciato nel posto sbagliato dalla storia sbagliata. Intanto la ricostruzione medico-legale ha già cambiato il volto del caso. L'ipotesi del suicidio, secondo la lettura della parte offesa dopo la consulenza Cattaneo, sarebbe stata superata. Gentile ha sostenuto che Liliana non era sola la mattina del 14 dicembre, che sarebbe stata aggredita e poi sarebbe morta subito dopo. La nuova impostazione parla di omicidio, di lesioni, di possibile aggressione da terzi, di soffocamento. E qui la questione diventa enorme. Se davvero Liliana è stata uccisa, allora per anni una morte violenta avrebbe camminato dentro un fascicolo nato con un'altra direzione. E quando un'indagine parte con il piede sbagliato, non basta dire abbiamo corretto rotta. Bisogna anche chiedersi quanto terreno sia stato perso mentre tutti guardavano dalla parte sbagliata. Gentile insiste da tempo su un concetto preciso, non un'aggressione casuale, non un balordo, non un predatore sconosciuto, non una rissa da strada. Secondo lui si tratterebbe di un delitto maturato nella cerchia più stretta delle relazioni di Liliana. Una morte di prossimità. E questa espressione, prossimità, in una storia così fa venire freddo. Perché significa che la risposta non andrebbe cercata in un mostro spuntato dal nulla, ma in qualcuno che apparteneva al mondo della vittima, ai suoi rapporti, ai suoi spazi, alle sue abitudini. Il classico scenario in cui la porta non viene sfondata da fuori, ma aperta da dentro. In tutto questo, Sebastiano Visintin resta l'unico indagato per la morte della moglie, e va detto con chiarezza. Essere indagati non significa essere colpevoli. La presunzione di innocenza non è un optional da tirare fuori solo quando conviene. La procura dovrà dimostrare eventuali responsabilità, le difese hanno pieno diritto di contestare ogni elemento e le perizie possono confermare, ridimensionare o smentire ipotesi. Però il dato investigativo resta. Gli accertamenti si concentrano anche sui suoi abiti, sui filmati della sua GoPro, sui coltelli sequestrati, sul materiale collegato alla sua attività di arrotino e sui possibili contatti con Liliana. Non è una condanna, ma non è nemmeno una nota a piedi pagina. Ed eccoci al cuore umano della vicenda, Sergio Resinovic. Il fratello di Liliana non si limita più a dire di essere stanco,
Dice di non credere più nella giustizia, di sentirsi preso in giro dall'ennesimo rinvio, di non avere più fiducia nelle istituzioni e di iniziare a pensar male. Parole durissime, ma dentro questa storia non arrivano come un fulmine a ciel sereno. Arrivano dopo anni di attesa, dopo archiviazioni sfiorate, riaperture, perizie, controperizie, nuovi incarichi, nuovi rinvii, nuove date. Sergio paragona la situazione ad altri casi in cui persone indagate finiscono in carcere prima ancora della conclusione del processo, mentre per la morte di sua sorella, nonostante elementi che ai familiari sembrano pesanti, si continua ad aspettare. E a forza di dire ancora un po', prima o poi chi aspetta smette di sentire una promessa e comincia a sentire una presa in giro. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, usa parole ancora più taglienti. Parla di indagine diventata una parodia, una farsa, perché dal 2021 si è ancora nella fase delle indagini. Non è una critica gentile, non è un buffetto istituzionale, non è il classico si poteva fare meglio. È un'accusa frontale alla gestione dei tempi. Perché il tempo, in un'indagine, non è neutro. Non è un soprammobile. Più passa, più la memoria si consuma, le tracce si complicano, le persone cambiano, alcune muoiono, altre si allontanano, gli oggetti vengono spostati, i contesti si indeboliscono. E quando una vicenda resta per anni sospesa, il rischio non è soltanto arrivare tardi. Il rischio è arrivare tardi e con meno strumenti per capire. Questa è la contraddizione più pesante del caso Resinovic. Oggi si dice che molti reperti sono decisivi, ma molti di quei reperti vengono analizzati davvero a distanza di anni. Oggi si parla di fili, giacca, GoPro, sacchi neri, cordini, bracciale, scarpe zirconio, coltelli, laboratorio. Bene, ma la domanda che resta appesa al soffitto è inevitabile. Se tutto questo è così importante oggi, quanto era importante ieri? Quanto sarebbe stato utile intervenire prima con la stessa intensità, con la stessa fame investigativa, con la stessa attenzione ai dettagli? La verità può aspettare, certo, ma le prove no. Le prove non sono pazienti, non restano giovani, fresche e disponibili solo perché il calendario processuale ha deciso di prendersela comoda. C'è poi il problema della fiducia pubblica, perché ogni rinvio può essere tecnicamente giustificato. Ogni proroga può avere una motivazione. Ogni perizia può richiedere tempo. Nessuno pretende che un accertamento genetico, dattiloscopico o merceologico venga fatto con una lente da cartoleria e una lampadina del comodino. Però la giustizia non deve solo essere accurata, deve anche riuscire a sembrare viva. Se per una donna scomparsa nel 2021 e ritrovata morta nel 2022 e nel 2026 siamo ancora a conferire incarichi e a spostare depositi, la sensazione non è quella di una macchina precisa, è quella di una macchina che ogni tanto si accende, fa rumore, poi chiede altri 90 giorni di batteria. E così il caso resta sospeso. Da una parte la necessità di non sbagliare, dall'altra il dovere di non trascinare tutto all'infinito. Da una parte le perizie che devono essere fatte bene, dall'altra una famiglia che da anni chiede risposte. Da una parte il diritto dell'indagato a non essere condannato da suggestioni. Dall'altra il diritto di Liliana a non diventare un fascicolo eterno, un nome che ricompare solo quando arriva un nuovo rinvio. In mezzo un esercito di oggetti muti, la giacca, i fili, la GoPro, i sacchi neri, i cordini, il bracciale, le scarpe, lo zirconio, i coltelli. Ora il calendario dice 26 giugno per il passaggio sui sacchi neri e ottobre per il deposito degli esiti sugli altri reperti. Ottobre, quindi. Ancora mesi, ancora attesa. Ancora la promessa che forse stavolta qualcosa parlerà. Ma il punto è che Liliana non può più parlare. Tocca ai suoi vestiti, alle sue scarpe, ai suoi oggetti, alle fibre, ai sacchi, ai cordini e a chi deve interpretarli. E bisogna sperare che prima o poi parlino davvero, non con un sussurro rimandato all'udienza successiva, non con un'altra proroga, non con un altro serve tempo, ma con una risposta. Perché a forza di chiedere pazienza, anche la verità rischia di stancarsi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.